Oggi è una ricetta siciliana, quindi mettetevi comodi che iniziamo! Benvenuti e bentornati su Pronto e Servito. Oggi, come vi dicevo, prepareremo una ricetta tipica siciliana. Si tratta di un dolce, ovvero le cassatelle di ricotta siciliane. Per farli ci occorreranno pochi e semplici ingredienti, ovvero ci occorrerà 450 g di farina 00, 80 g di strutto, 50 g di zucchero e 180 ml di vino bianco caldo. Iniziamo! Come prima cosa versiamo la nostra farina in una bella ciotola. Aggiungiamo lo strutto, lo zucchero e infine il vino. Creiamo una fontanella e versiamo il vino. Ora non ci resta che impastare fino ad ottenere un panetto liscio e omogeneo. Bene, il nostro impasto è pronto, è bello liscio, compatto e morbido. Lo mettiamo nella pellicola e lo lasciamo riposare per almeno 30 minuti. Ma adesso noi ci portiamo avanti con il lavoro e incominciamo a preparare la farcitura. Allora, per preparare il ripieno per le nostre cassatelle siciliane ci occorreranno 700 g di ricotta di pecora che abbiamo fatto scolare tutta la notte e poi setacciato. Dopodiché metteremo al suo interno 250 g di zucchero e 60 g di gocce di cioccolato fondente e mescoliamo. Aspettiamo che lo zucchero si incorpori bene con la ricotta e col cioccolato finché non otteniamo una crema bella liscia. Mi raccomando, è importante che la ricotta deve essere ben scolata, quindi compratela il giorno prima, lasciatela tutta la notte a scolare, dopodiché la setacciate e inserite lo zucchero e il cioccolato. C'è anche chi aggiunge un po' di scorzetta di arancio, quindi se preferite potete anche inserire questa. Bene, il ripieno per le nostre cassatelle è pronto e si presenta così. Adesso non ci resta che stendere la pasta e incominciare a creare le nostre mezzalune. Bene, trascorsa mezz'ora possiamo riprendere la nostra pasta e iniziare a stenderla. Io mi servirò di una macchina, ma voi potete farlo anche a mano se non ce l'avete. L'importante è che fate una sfoglia abbastanza sottile, circa 2-3 mm massimo. Tagliamo un pezzo di pasta, ci serviamo di un po' di farina per evitare che si attacchi e iniziamo a passarla. Bene, una volta ottenuta la nostra sfoglia, tagliamo la pasta così. Poi io mi servirò di uno stampo di questo tipo, quindi uno stampo per ravioli. Metto la pasta all'interno dello stampo in questa maniera. Prendiamo la nostra ricotta e servendoci di un cucchiaino mettiamo un po' di ripieno all'interno, in questo modo. Dopodiché chiudiamo.
Stringiamo bene. Togliamo la pasta in eccesso e la nostra cassatella sarà bella e pronta. Ecco qua. Ripetiamo il procedimento per tutte le altre, dopodiché iniziamo a friggerle. Se non avete lo stampo potete farlo anche a mano, potete utilizzare una tazza per formare il cerchio e poi richiuderle con le mani. La ricotta dolce è un ingrediente che trovate molto spesso nelle ricette sicule. Ricordiamo per esempio i famosi cannoli siciliani, l'altresì famosa cassata siciliana, tutti dolci che prevedono una farcitura con la ricotta, che deve essere, mi raccomando, di pecora. Ed ecco qua le nostre cassatelle che sono pronte per essere fritte. Con questa quantità di ingredienti ce ne vengono davvero parecchie, a me ne sono venute 35. Vi consiglio inoltre di cospargere un po' di farina tra una cassatella e l'altra finché non si attacchino. E adesso non ci resta che friggerle. In un pentolino mettiamo olio abbondante, aspettiamo che si riscaldi, dopodiché possiamo buttare giù le nostre cassatelle. Una volta si saranno dorate le possiamo prendere con una schiumarola e metterle in un piattino con della carta assorbente. E le nostre cassatelle siciliane finalmente sono pronte per essere gustate. Pronto? È servito! Alla prossima ricetta! Grazie per aver guardato il video fino alla fine. Se il video è stato di tuo gradimento, mi raccomando, lascia un like e se non sei iscritto al canale, fallo adesso, schiaccia il pulsante qua sotto, iscriviti e la campanella. Noi ci vediamo al prossimo video e alla prossima ricetta. Ciao!